Di sì, insomma, gli avversari qualche volta sono stati pericolosi, però tutto sommato il risultato non è mai stato messo in discussione. La squadra, devo dire che già da domenica scorsa ha incominciato a girare con un altro piglio, con un altro impegno anche in mezzo al campo. Sono 270 minuti che non prendiamo gol, merito anche il nostro super portiere Cattenari che ha parato uno splendido rigore. E niente, quindi andiamo bene, andiamo così, diciamo, possiamo guardare con maggior ottimismo le prossime partite. La squadra penso che ha incominciato a capire quello che è il passo che deve tenere per portare a casa il risultato. Sì, aspettavamo che Mauro si sbloccasse, è un ragazzo che ha una struttura fisica importante, quindi insomma per entrare in forma ci è voluto un po' di tempo. Credo che per lui oggi sia stata una giornata da incorniciare, perché il gol e il rigore e poi insomma anche delle giocate di assoluta qualità. Adesso ci aspettiamo da lui continuità nei risultati. Vedevo la classifica, siamo attualmente terzi a 3 punti alla prima. Certo che Paterno e San Buceto stanno tenendo un passo importante, non hanno mai perso. Soprattutto il Paterno, insomma, con la Torrese andare a vincere a Castelnuovo oggi ha fatto un risultato importante, ma questo lo sapevamo che il Paterno sarebbe stato uno degli avversari temibili in questo campionato. Sì, diciamo un campo vicino, che già questo è una cosa importante, difficile, sì, difficile, ma non più credo di quello di Scoppito. Certamente i nostri vicini di casa ci aspetteranno con il piglio giusto, però insomma noi confidiamo di fare una bella gara anche a Miglianico, quindi diciamo che le partite più o meno sono tutte difficili, no? Quindi non è che oggi possiamo dire ci sono partite facili e partite difficili. A Miglianico sarà una partita difficile come lo era oggi e come lo era soprattutto con la Miternina mercoledì scorso. Ma diciamo di ringraziarli innanzitutto perché quando un tifoso decide di venire allo stadio va sempre ringraziato per il sostegno morale e materiale che dà alla squadra. Spero che vengano ancora più numerosi. Diciamo che io mi auspico che con la continuità dei risultati torniamo ai numeri della prima giornata, con risultati chiaramente diversi in campo, però già dalla settimana scorsa c'è stato un incremento non importantissimo ma del numero di biglietti venduti.